Tutto è pronto per la 18ª edizione di Autunno in Barbagia, il circuito organizzato e promosso dall'Aspen, l'azienda speciale della Camera di Commercio di Nuoro, un evento che prenderà il via sabato a Bite e Sarule e che si concluderà a dicembre con la 28ª tappa in programma a Orune. Una manifestazione ormai collaudata che ha preso l'eredità di Cortes Apertas, ampliandola e migliorandola costantemente. Ormai Autunno in Barbagia ha raggiunto la piena maturità e si appresta a conquistare nuovi mercati turistici della penisola e all'estero. Il palinsesto della manifestazione e le strategie di comunicazione attivate per garantire un'adeguata conoscenza di Autunno in Barbagia tra i vacanzieri, ma anche oltre il Tirreno, sono stati illustrati nel corso di una conferenza stampa. All'incontro sono intervenuti Agostino Cicalò, presidente della Camera di Commercio di Nuoro, Vincenzo Cannas e Roberto Sau, presidente e direttore dell'Aspen. In sala alcuni amministratori locali dei comuni inseriti nel circuito e rappresentanti di organizzazioni imprenditoriali. La strategia comunicativa, che ha visto importanti investimenti, circa 400.000 euro, ha interessato tutti i possibili campi di diffusione delle informazioni, da quello porta a porta al web col portale Cuore della Sardegna, all'editoria e alle TV, ma anche giochi a premi volti in qualche modo a fidelizzare i turisti e potenziali ospiti di Autunno in Barbagia. È stata coinvolta Wokita, il tour operator di Meridiana, con la possibilità di usufruire di pacchetti completi di soggiorno, comprendenti aereo, auto e albergo, per 3 o 5 giorni. Il presidente Cannas ha sottolineato il crescente sviluppo di Autunno in Barbagia, sia sotto il profilo organizzativo che delle presenze, frutto anche di una maggiore inflessibilità nel far rispettare il disciplinare della manifestazione. La presentazione di Autunno in Barbagia è stata l'occasione per toccare un tasto dolente, quello del destino della Camera di Commercio di Nuoro. La conversione in legge del decreto di razionalizzazione ha confermato per il 2015 il taglio del 35% dei contributi da parte delle aziende, una riduzione progressiva che porterà al loro azzeramento. Un processo di razionalizzazione, ha sottolineato il presidente Cicalò, che tocca a tutti indistintamente e che finisce per colpire anche enti camerali virtuosi come quello di Nuoro, che ha la metà del personale delle altre istituzioni sarde e un'efficienza riconosciuta. Un esempio di cosa si riesca a fare è il circuito Autunno in Barbagia, che può essere considerato un modello di come si possano creare sinergie tra comuni al fine di provare a trovare una via per rilanciare dal punto di vista economico e sociale le comunità dell'interno.